Una moneta complementare rispetto all'euro, cioè si va ad aggiungere alla circolazione dell'euro per l'acquisto di beni e di servizi da parte di imprese. Venex, un nome che unisce Veneto e il termine exchange, ovvero cambio, scambi di beni e servizi tra aziende, un progetto pensato da un comitato promotore da Federcontribuenti che prevede 3 fasi. Prima il coinvolgimento delle aziende del territorio, poi allargare l'utilizzo al mercato al dettaglio e ultimo far partecipare anche la pubblica amministrazione. Una cosa simile è già accaduta in Sardegna. Grazie a questa valuta, immune dagli interessi, si potrebbe facilitare lo scambio tra le imprese, uno strumento di pagamento locale che affianca l'euro creando circuiti alternativi. Presuppone l'esistenza di una moneta di raffronto che poi è quella di circolazione ordinaria, perché il Venex viene ragguagliato come valore alla moneta nazionale e quindi un Venex varrà un euro. Come punto di partenza si vuole creare un circuito territoriale composto di 200 aziende, questo entro la fine di marzo 2014. Ecco come funzionerebbe il Venex tra un gruppo di imprese che tra di loro si scambiano servizi. Con la moneta locale invece questi rapporti di debito e credito non vengono regolati utilizzando liquidità in euro, ma vengono semplicemente gestiti da una società che coordina tutte queste movimentazioni di debito e di credito, garantendo il loro equilibrio nel tempo.